Un cantiere stradale deve garantire da un lato la sicurezza dei lavoratori e dall'altro la sicurezza degli utenti della strada e di tutti coloro che transitano nell'area interessata dai lavori. Niente di tutto questo però in via Gela a San Leone, dove, come mostrano le immagini, da alcuni giorni la strada è stata transennata con la circolazione a rischio in piena curva. Sul posto lasciati dei semplici cartelli di lavoro in corso, ma niente che possa evitare qualche incidente. Nel nostro caso la presenza di un semaforo potrebbe agevolare gli automobilisti che eviterebbero di trovarsi in una pericolosa strettoia. Non sappiamo i motivi che hanno portato alla recinzione del tratto di strada e non sappiamo chi sia il committente dei lavori, che si presume comunque possa essere il comune, trattandosi di una pubblica via. Fatto sta che da alcuni giorni nella trafficatissima via Gela vige una sorta di abbandono ad altissimo rischio. Staremo a vedere in che modo si intenda porre fine al pericolo.